Eccola qui. Sottoporsi al verdetto della giuria Fabiola Di Carlo, concorrente numero 1. La giuria può votare per questa concorrente che prende posto accanto a me. Vi presento la concorrente numero 2, lei si chiama Angela Mazzola. Ecco la sua passerella per ricevere il giudizio della giuria. Si vota da 1 a 5. Angela Mazzola, concorrente numero 2. La giuria ha votato per questa concorrente. Proseguiamo, arriva la concorrente numero 3, si chiama Melissa Galiotto. Eccola qui. Vi assicuro che non è facile sfidare con questo freddo. Melissa Galiotto, concorrente numero 3. Ha votato anche per questa concorrente che prende posto insieme alle altre e arriva sulla passerella la concorrente numero 4, si chiama Roberta Vitale. Eccola qui, andare decisa verso la giuria che può cominciare a votare la concorrente numero 4, Roberta Vitale. La giuria ha votato anche per Roberta Vitale. Arriva adesso la concorrente numero 5, lei è Rosa Fazzini. Via il pareo verso la giuria. Rosa Fazzini, concorrente numero 5 a Miss Italia Musumeli. La giuria ha votato anche per Rosa Fazzini. Proseguiamo, la concorrente numero 6 si chiama Concetta Bonuso. Eccola qui, pronta a beccarsi il voto della giuria. Concetta Bonuso, concorrente numero 6. E adesso, caro pubblico, cara giuria, vi presento la concorrente numero 7, Caterina Russo. Concorrente numero 7, Concetta Russo. La giuria ha votato anche per questa concorrente, Concetta Russo. Proseguiamo, arriva sulla passerella la numero 8, Adele Scalici. Adele Scalici, concorrente numero 8, si sottopone al verdetto della giuria. La giuria ha votato anche per Adele Scalici. Arriva adesso la concorrente numero 9, categoria mascotte,
Rosalia Catanzaro. Rosalia Catanzaro, concorrente numero 9, categoria mascotte, ovvero le ragazze che non hanno ancora raggiunto la maggiore età e partecipano al concorso di Miss Mascotte Italia. La giuria ha votato anche per Rosalia Catanzaro. Andiamo in doppia cifra, arriva la numero 10, Francesca Bonuso. Via il pareo. Adesso la giuria può cominciare a votare per Francesca Bonuso. La giuria ha votato anche per la numero 10, Francesca Bonuso. E io adesso vi presento la concorrente numero 11, Chiara Di Mauro. Eccola qui, Chiara Di Mauro, concorrente numero 11. La giuria può votare anche per Chiara Di Mauro, concorrente numero 11. Bene, andiamo avanti, concorrente numero 12, si chiama Lucrezia Azzarello. Eccola, Lucrezia Azzarello, concorrente numero 12. Sottoporsi al giudizio della giuria. La giuria ha votato anche per Lucrezia Azzarello. Ha il numero 13, lei si chiama Rena Zimbardo. Concorrente numero 13, Rena Zimbardo. La giuria ha votato anche per Rena Zimbardo. Concorrente numero 14, arriva sulla passerella Federica Provenzano. Eccola qui, Federica Provenzano, concorrente numero 14. There are times when we question the things we know. We never thought that the cracks would begin to show. La giuria ha votato anche per Federica Provenzano, la numero 14. E adesso vi presento la concorrente numero 15, Martina Cimino. La giuria può votare per Martina Cimino, concorrente numero 15. Adesso vi presento la concorrente numero 16, si chiama Vanessa Pistritto. Eccola qui, Vanessa Pistritto, concorrente numero 16. La giuria può votare anche per questa concorrente alle prese con la passerella. Vanessa
Bistritto. Arriva sulla passerella la numero 17, Serena Evola. Eccola qui, Serena Evola, concorrente numero 17. Serena Evola. If you don't come back tomorrow, I'll be left here in the cold. If you don't come back tomorrow, I'll go. La giuria ha votato anche per questa concorrente. Vi presento adesso la numero 18, Alessandra Rubino. Concorrente numero 18, Alessandra Rubino. La giuria può votare anche per questa aspirante Miss Italia. Alessandra Rubino. Andiamo avanti, arriva sulla passerella al numero 19, Valentina Gambone. Eccola qui, Valentina Gambone, concorrente numero 19. Fa anche rima, Gambone 19. La giuria ha votato per Valentina Gambone, l'ultima concorrente in gara. Ve la presento subito, la numero 20, Selena Bennardo. Eccola qui, Selena Bennardo. La giuria può votare anche per Selena Bennardo, concorrente numero 20. Selena Bennardo, concorrente numero 20, l'ultima in gara questa sera. Prende posto alla destra del palco e adesso, caro pubblico, voglio un applauso speciale per colei che ha vinto la selezione di Licata e dunque in finale regionale con il titolo di Miss il Porto di Licata, Jessica Ienna. Lei è già in finale regionale, ha vinto a Licata, al centro commerciale Il Porto. Ha mezza valigia pronta per Montecatini Terme. Bocca al lupo a Jessica Ienna di Palermo, possiamo dirlo. Invece ha vinto ieri sera a Siculiana il primo posto ed è in finale regionale, e di Aragona Marisa Seminerio, Miss Siculiana. Un'altra ragazza che ce l'ha fatta conquistare la finale regionale. Eccola qui, Marisa Seminerio di Aragona, giovanissima anche lei. Ancora un applauso per Marisa Seminerio e Jessica Ienna, le due ragazze con la fascia sono già in finale regionale. Bene, la giuria ha votato, adesso ci sarà la raccolta delle schede, il presidente e il segretario andranno a fare la conta dei voti e tra 15 minuti eleggeremo la più bella di questa sera. E allora salutiamo le concorrenti che vanno a cambiarsi l'abito per il defilé d'alta moda, e allora con il vostro applauso salutiamo le concorrenti di Miss Italia a Mussumeli. Stacchetto! Forza, fatevi sentire con l'applauso, hanno sfidato il freddo le nostre concorrenti per
raggiungere un sogno importantissimo, diventare la Miss Italia 2011. Tutto ormai è stato scritto, tra poco la conta dei voti ed eleggeremo la più bella tra le più belle di Musumeli. Non perda il pareo, Miss. Ciao ragazzi, a più tardi.